L'iniziativa dello SPCGL Aprite quelle porte, rivolta alla ricerca di soluzioni che riguardino il complesso mondo delle case di riposo per anziani e l'analisi delle dinamiche che coinvolgono gli assistiti, le loro famiglie, gli operatori socioassistenziali e le istituzioni, per cercare di rendere le strutture più versatili e utili a una fascia anche più ampia di cittadini bisognosi, ha ripreso giovedì 21 marzo il suo percorso, puntando ora l'attenzione sul Polesine. La provincia di Rovigo è la provincia dove ci sono molti anziani, ma noi aggiungiamo un altro particolare, che ci sono le pensioni più basse nel Veneto. Questa cosa ci deve tenere ben molto presenti e deve essere chiara, perché poi le persone, quando hanno bisogno di entrare e di avere bisogno dell'assistenza e della cura dentro nelle case di riposo, ci si deve scontrare necessariamente con i soldi che hanno. Le vie percorribili per migliorare la situazione esistente non possono esulare dalla valutazione della situazione in cui versa l'USL 18 e dalle sue effettive disponibilità economiche a fronte dei rilevanti tagli fatti dalla Regione. In un momento come questo di carenza di risorse sia quello di costruire una rete che consenta di fare funzionare al meglio l'esistente, proprio per non sprecare assolutamente nulla di quanto viene destinato a questo settore di assistenza. Esiste un problema di liste d'attesa sulla istituzionalizzazione in ragione della scelta di vincolare l'inserimento in struttura residenziale al paziente piuttosto che alla struttura. Questo da un lato è stato fatto per garantire al paziente la qualità attraverso una libera scelta del servizio. A fronte di problematiche di non semplice soluzione, resta ferma e decisa la presa di posizione del sindacato, che si aspetta delle risposte a precise e drammatiche istanze, ormai da tempo appalesate a diversi livelli. Siamo ancora in piena crisi, perché l'avvertenza che abbiamo aperto con la Regione sul Fondo per la non autosufficienza non ha ancora trovato risposte. Siamo riusciti a tamponare, anche grazie alla nostra iniziativa fatta il 6 febbraio, quella pubblica, di una reazione pubblica unitaria come sindacato dei pensionati, in cui abbiamo denunciato appunto la Regione, che in difficoltà economica aveva sospeso i servizi per gli anziani e per l'handicap in generale, per i non autosufficienti, e adesso ci troviamo nel pieno della bagarre senza risposte, perché quella nostra iniziativa aveva fatto sospendere fino al 30 di marzo diciamo, il taglio preannunciato di 126 milioni. Adesso che siamo in piena discussione sul bilancio, senza confronti, senza incontri, non sappiamo che fine farà. È un momento di confronto a Rovigo per analizzare la situazione in questo territorio, che non è certo migliore che da altre parti, però è una tappa. Noi da domani mattina, a seconda di come andrà anche questa discussione sul bilancio della Regione, torneremo in campo.